Stiamo parlando con i nostri esperti dello SPI-CGIL del Veneto e poi territoriali naturalmente di diritti inespressi, ovvero di somme, prestazioni e quant'altro a cui si ha diritto però non sono state richieste, ma c'è ancora tempo. I tempi naturalmente sono poi dei soggetti anche a prescrizione, però è bene fare i propri accertamenti. Allora, Celeste Vigoni, prendiamo concretamente a un'altra situazione. Territorio di Rovigo? Di Rovigo. Qual è il caso? Il caso è di una signora, una pensionata ovviamente. Tornando al discorso di prima, tanto per fare un inciso, molti dei casi, almeno per quanto mi riguarda, ai quali abbiamo chiesto i 5 anni di arretrati, ottenendoli, a volte hanno perso notevoli somme prima dei 5 anni, perché pur avendone il diritto prima, non hanno mai fatto questo tipo di operazione del controllo della loro pensione, eccetera. Noi possiamo recuperare i 5 anni, ma magari, come il caso di questa signora, il diritto ce l'aveva da molto tempo prima. E quindi quelli sono tutti importi che sono stati nei fatti persi. A volte sono anche di più di quelli che riusciamo a recuperare. Perché questa signora che ha 83 anni, che è venuta a fare la dichiarazione è venuta a fare l'anno scorso la dichiarazione dei redditi, e poi dall'ufficio dove fa la dichiarazione l'hanno mandata nell'ufficio dello SPI proprio perché abbiamo, come si dice, questo tipo di interscambio fra i servizi che abbiamo, e quindi andate allo SPI che vi controllano la pensione e così via. È venuta da noi una signora di 83 anni, coniugata, in pensione di vecchiaia, quindi questa signora è andata in pensione a 67 anni. Il diritto alla 14ª, che in questo caso sono 64 anni dal punto di vista di età, per la 14ª i parametri sono due, l'età 64 anni e il reddito personale, in questo caso non coniugale ma personale. Quindi questa signora che è venuta da noi a 83 anni, doveva teoricamente venire da noi quando era andato in pensione a 67 anni, perché aveva raggiunto la vecchiaia, e poter verificare se sulla sua pensione c'era il diritto alla 14ª, perché già allora esisteva la 14ª, poi ha avuto degli ampliamenti successivamente. Sì. Quindi diciamo che questa signora, questa pensionata, ha purtroppo perso molti soldi nel suo... Quindi quei soldi persi, voi non potete neanche recuperarli, niente, cioè non c'è, perché si arriva a 5 anni sono prima. 5 anni, quindi questa signora è venuta da noi, ce l'ha mandato il CAF, abbiamo, come diceva la collega Maria prima, scaricato con le nostre credenziali l'OBSM, abbiamo fatto la verifica del diritto, sia dal punto di vista dell'età, ma eravamo già ben avanti con l'età, sia dal punto di vista reddituale, e abbiamo scoperto che aveva diritto alla 14ª. Quindi lei avrebbe avuto diritto a tanti più soldi rispetto ai 2.730 che ha recuperato, però. Certo. Abbiamo recuperato ovviamente gli ultimi 5 anni e che hanno portato 2.730 euro, sostanzialmente più 546 i 546 euro l'anno, che sono legati a quanti contributi ha versato e che tipo di fascia di reddito. Per questa signora era di 546 e abbiamo avuto i 5 anni di arretrato più la messa in pagamento ogni anno a luglio della 14ª. Infatti. E quindi attenzione, perché è vero che i 5 anni li possiamo recuperare, però il diritto quando scatta, se non lo rivendichi e non lo chiedi, può anche andare in prescrizione per un certo periodo della vita. Uno dei casi successivi poi siamo nella stessa condizione, quindi per quello che dicevo prima, quando recuperi 5 anni a volte c'è un regresso che è perso e non si riesce più a recuperare perché purtroppo non è possibile poter tornare indietro nel tempo. In questo caso la signora ha perso dai dati, in questo 15, caso la signora anni ha perso molto di più di quello che ha recuperato. Sì, ha perso tanto. Per cui quando anche nelle altre situazioni noi parlavamo di questi diritti inespressi, di cifre altissime, perché abbiamo parlato a volte di cose astronomiche con i porti. Sì, sono dei casi limite. Però... Ma erano sempre entro i 5 anni, quindi? Prego? Erano sempre entro i 5 anni? Sì, certo. Quindi questo è tra virgolette il problema, la fregatura, perché uno magari non si rende conto e il tempo vola.
Quindi attenzione. E i figli, gli eredi, non possono recuperare niente. E i figli eredi non possono recuperarli. Chiaro. Andiamo a un altro caso, stavolta ci portiamo nel territorio di Padova. Certo. E con Antonella Franceschini di chi parliamo? Allora, prima di esporre il mio caso, diciamo, quanto recuperato, vorrei far notare che queste prestazioni, che sono sovente legate al reddito, riguardano quasi sempre situazioni di redditi molto molto bassi. Per cui è anche paradossale che chi si trova in situazioni anche di precarietà sociale, perché appunto avendo dei redditi così esigui, poi si trovano a dover perdere anche fette importanti della pensione, perché appunto ci sono questi diritti inespressi appunto che vengono riconosciuti solo a seguito di domanda da parte dell'interessato. Ma anche molte volte può essere anche legato a un fattore culturale, anche sociale, magari la persona che ha avuto un ruolo importante, dirigenziale, ha una bella pensione, tutto sommato ha già una bella pensione o anche le capacità per fare tutte le domande possibili e immaginabili, è avveduto certo. Magari, chi invece no, prende anche meno e non ci pensa a queste cose qua, perché il solito discorso, uno non pensa di dover domandare qualcosa a cui è diritto. Per questo noi invitiamo tutte le pensionate, i pensionati, soprattutto chi ha redditi bassi, di rivolgersi alle nostre sedi, che sono presenti in modo capillare nel territorio e dove in quasi tutte, perché poi anche la formazione del personale non è sempre, cioè è complessa, perché si tratta di una materia molto complessa sì. che verte in vari ambiti, abbiamo visto, quindi anche per noi tenere l'aggiornamento è impegnativo. Comunque, e appunto essendo presente in modo capillare nel territorio, invitiamo di rivolgersi alle nostre sedi e fare la verifica, perché si può annidare laddove non si pensa anche un diritto che non è stato espresso. Tornando comunque al caso che volevo esporre, allora abbiamo visto che sono sempre legati ai redditi, le condizioni appunto di recupero economico. In questo caso si tratta di una vedova di 65 anni, quindi parliamo anche di un'età insomma relativamente giovane. Sì. Il cui reddito è variato nel corso del tempo, probabilmente passando da una situazione di lavoratrice a quella di pensionata, quindi vanno a variare i propri redditi individuali. La pensione di reversibilità è soggetta ad una trattenuta, il 60% della reversibilità a sua volta viene decurtato in base ai redditi individuali della persona. Se nel tempo variano, da quando aveva fatto la domanda o sono variati nel tempo, questa trattenuta può passare dal 50 al 40 o al 25% o addirittura può essere annullata completamente. Perciò questa signora, quando si è rivolta a noi, avendo appunto cambiato la sua posizione reddituale, ha potuto variare la fascia di reddito rispetto alla trattenuta, andando a recuperare ben 9.000 euro di arretrati, che non è poco, ecco qua vediamo 9.227. Un importo di pensione aumentato di 511 euro ogni mese, quindi ha avuto un recupero anche qui limitato ai 5 anni, perché evidentemente la sua condizione di variazione era precedente alla domanda superiore ai 5 anni fatta. Assolutamente. Insomma. Passiamo adesso, Maria Pistorello, con un caso invece di assegno al nucleo familiare, con qui una casistica diversa. Andiamo a raccontarla. Questo è un caso, ma ce n'è capitato più di uno, perché a noi si rivolgono anche le persone che hanno in famiglia magari
problemi con il riconoscimento dell'invalidità totale al 100% di un loro congiunto, e allora quando vengono per fare la pratica eccetera, c'è il riconoscimento, ci vengono a far vedere il certificato in cui è stato riconosciuto, no, l'invalidità, e ci chiedono anche varie informazioni rispetto anche a quali sono così i benefici che possono ottenere proprio in virtù di questo stato di invalidità. E in quel caso là noi controlliamo sempre anche un'altra cosa. Intanto, se la persona invalida al 100% è vedova o vedovo, in questo caso avevamo un signore che era vedovo, titolare quindi della sua pensione, ma anche della pensione di reversibilità della moglie che era deceduta anni prima. In questo caso qua vi è il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per se stesso, sarebbero i vecchi assegni familiari per capirsi, e che sono circa sono 52,91 € al mese in più, sono legati anche questi al riconoscimento e vengono dati entro un certo limite di reddito, perché in questo caso abbiamo un pensionato che ha una propria pensione, quindi un proprio reddito. Se essendo invalido al 100%, tra l'altro il reddito è più alto rispetto ai normali redditi di riferimento per il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare, e in questo caso qua gli è stato non solo dato l'assegno per sé, quindi 52,91 € al mese in più, ma anche gli arretrati degli ultimi anni, degli ultimi 5 anni, insomma gli sono stati riconosciuti gli arretrati. Che male non fanno. No, assolutamente. Benissimo. Siccome Volevo anche però precisare una cosa: la pensione di reversibilità deve essere da lavoro dipendente, non hanno questo beneficio coloro che hanno una reversibilità che sia una pensione da lavoro autonomo. Quindi se uno ha una pensione di reversibilità, non so, commerciante, artigiano, eccetera, non può avere il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare per se stesso, solo se la reversibilità è frutto di lavoro dipendente. Chiarissimo. Andiamo, poi il tempo vola, ma abbiamo anche un'altra puntata che faremo un'altra puntata su questo tema con altri casi. Voglio fare proprio l'ultimo caso, perché poi il tempo appunto vola, con Bigoni, per quanto riguarda l'integrazione al trattamento minimo, ovvero ci racconti rapidamente anche questo caso qui. Questo è un caso interessante, cui vale la pena di approfondire. È nato così, è venuto la figlia di questo signore, che è una nostra delegata della sanità, per chiederci se, come si dice, si poteva dare una controllata alla pensione del papà, perché era vedovo ed aveva le 2 pensioni. Abbiamo fatto questa operazione. Teniamo presente che il papà era un ex falegname, quindi aveva una pensione da ex artigiano, e anche la moglie, che nel frattempo era morta, aveva anch'essa una reversibilità, anch'essa da artigiano, e quindi si servivano dalla loro associazione, che nella vita gli ha sempre, come si dice, seguito la loro attività di falegnameria. Poi sono andati in pensione, hanno continuato a essere seguiti da questa associazione e non si erano mai accorti di questa cosa. Quindi lui ha 82 anni, vedovo, con pensione di vecchiaia e di reversibilità. Esatto. Cosa ha avuto? Niente, questo signore è venuto qua, poi sotto spinta della figlia, è venuto con la figlia, abbiamo fatto la solita procedura, che è quella del controllo dell'obissembi, il controllo reddituale, ed abbiamo scoperto che la moglie era morta nel 2013. Quindi era già da che era vedovo, e abbiamo potuto recuperare l'integrazione al trattamento minimo dal 2017, che questo è un caso che l'abbiamo fatto alla fine del 2023, e abbiamo recuperato l'importo da integrare al minimo, che era di 247 per la precisione, euro mensili,
che hanno fatto arretrati per circa 12.000 euro netti, perché in questo caso gli arretrati sono tassati perché sono oggetto di integrazione, non sono assegni familiari che sono netti. Stavo per chiedere questo. O quattordicesima che è netta. In questo caso sarebbero stati di più, però l'IRPEF su questo importo avrebbe dovuto pagare l'IRPEF prima, la paga adesso in fase di liquidazione degli arretrati e ha avuto degli arretrati per 12.000 euro. Vale la pena dire, le associazioni, 30 secondi, la loro attività principale è quella di seguire i loro associati, quindi di seguire gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti. Quando un commerciante, un artigiano, un coltivatore diretto diventa pensionato, ha uno status diverso. Ma infatti loro hanno, c'è l'associazione. E quindi, come si dice, uso una parolaccia, il core business, cioè l'attività principale di quelle associazioni, è seguire le attività dei loro associati. Lo SPI segue l'attività dei propri associati, che sono i pensionati, quindi noi siamo specializzati da questo punto di vista. E quindi questo signore, appunto, poi è arrivato, ha abbandonato l'associazione, si è iscritto da noi, non fa più la dichiarazione dei redditi con l'associazione, ma adesso fa la dichiarazione dei redditi da noi e quindi ha fatto un cambio completo da questo punto di vista, perché la sua arrabbiatura è stata quella che ha perso gli arretrati, perché ha recuperato solo 5, e quindi la sua arrabbiatura con l'associazione perché non gli ha mai detto che aveva diritto a. Dove passare all'associazione dei pensionati della sua categoria. Esatto. Perché anche tutte le categorie hanno quelle per i pensionati. E quindi la specializzazione dà anche questo. Allora, io vi ringrazio tantissimo Celeste Bigoni, segretaria SPCGL di Rovigo, per il suo intervento, Massimo Cestaro, segretario SPCGL del Veneto, Maria Pistorello, segretaria SPCGL di Vicenza, Antonella Franceschin, segretaria SPCGL di Padova, per i vostri importantissimi contributi. Ricordiamo attenti però alle truffe, l'ha detto il segretario regionale ed implicito nel discorso di tutti quanti, andando agli sportelli, non firmando niente, non pensando, non facendo, risolvete il problema, perché è fondamentale. Le lettere che possono arrivare possono indurre in errore e soprattutto lo SPI non chiama a casa nessuno. Esatto. Ecco, non per cattiveria, ma non ci riesce. Allora, andiamo in pubblicità, la nostra trasmissione continua, ma seguiteci sempre perché ci sarà un altro approfondimento.